Non sapete quanto mi siete educati. Alleluia. Amen. Grazie Signore. Grazie Signore. Amen. Dopo una vita trascorsa in mezzo alla Chiesa del Signore. Io ringrazio il Signore per la famiglia che ho a casa. Ma ringrazio il Signore altrettanto per la Chiesa del Signore, per la comunità di cui siamo parte. Amen. Grazie Gesù. La Chiesa del Signore che è la nostra famiglia. Amen. Sì o no? Amen. Certo che è la nostra famiglia. Se noi crediamo veramente che Dio è nostro Padre e noi siamo figli di Dio, Alleluia. vuol dire che siamo fratelli. Amen. Amen. Sapete, e di atteggiamento, diciamo, da situazione, pensiero di chi ha una famiglia. È quello di voler desiderare di vivere Grazie Signore. sia nella famiglia, in mezzo alla comunità dei credenti. Gloria a Dio. Vi siete mancati tanto. Gloria a Dio. Anche tu? Amen. 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 Dopo 45 anni ho lasciato la Chiesa e dopo qualche anno che ci vedevamo qui perché abbiamo scelto di far parte della comunità della Chiesa di Castelfranco. Dobbiamo pregare il Signore, io le preghiamo. Amen. Viviamo in tempi molto difficili. Questa è la nostra famiglia. Alleluia. Amen. E Grazie. io penso che in primis coloro che dobbiamo amare in maniera particolare, dal punto di vista sentimentale, magari di sentimento, è la nostra famiglia. E la Chiesa è la nostra famiglia. Amen. 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 E dobbiamo riflettere su questo. Grazie Gesù. Non è possibile vivere senza vivere nella famiglia. Grazie. Amen. Grazie Amen. Signore. Non è possibile. E vogliamo dire Signore grazie con tutto il mio cuore. Gloria a Dio. Questa sera. Alleluia. Ho pregato perché il Signore mi desse la forza stasera. Non è come una volta che predicavo a braccio, leggevo il versetto e predicavo. Però adesso, grazie a Dio, ho scritto quello che desidero dire, forse sono tentato ad allungarmi anche. E il titolo di questo messaggio è Io amo la mia comunità. Amen. Grazie. Quando Amen. amate il Signore, Alleluia. quando amate Grazie Signore. la Chiesa e la famiglia Amen. Amen. di Castelfranco. Gloria a Dio. Alleluia. Amen. 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 Io sono certo di una cosa, nessuno escluso, che questa sera, potendolo fare, ci siamo sentiti costretti di vivere un'ora e mezza insieme alla nostra famiglia. Siete d'accordo? Comunità di cui parliamo, intesa come chiesa locale di cui siamo parte. Vorrei che leggessimo insieme il Salmo 122. Ci alziamo in piedi. È un salmo bellissimo. Dice: mi sono rallegrato quanto mi hanno detto, Amen. andiamo alla casa del Signore. Amen. Lo rileggiamo insieme? Amen. Insieme ad alta voce? Amen. Mi sono rallegrato quando
andiamo alla casa del Signore. Amen. Alleluia. Amen. Anche Nuccia avrebbe voluto essere qui, ma non sta bene. L'abbiamo lasciata a casa, l'abbiamo raccomandata a mio figlio Davide. Vi saluto nell'amore del Amen. Signore. Grazie Signore. Continuando leggo, i nostri passi si sono fermati alle tue porte, o Gerusalemme. Gerusalemme che sei costruita come una città ben compatta, dove salgono le tribù del Signore, secondo la legge imposta a Israele, per celebrare il nome del Signore. Quando infatti furono eretti i troni per il giudizio, i troni della casa di Davide, pregate per la pace di Gerusalemme. Quelli che ti amano vivano tranquilli, ci sia pace all'interno delle tue mura e tranquillità nei tuoi palazzi. Sta parlando sempre della comunità della Chiesa del Signore, del popolo di Dio. Per amore dei miei fratelli e dei miei amici, io dirò, la pace sia dentro di te. Per amore della casa del Signore, del nostro Dio, io cercherò il tuo bene. Amen. 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 Grazie. Stiamo cercando veramente il bene Amen. della comunità, della Chiesa di cui facciamo parte, fratelli e sorelle. Gloria al tuo nome, Signore. Grazie Signore. Amen. Amen. Io penso che è tempo che ci come si dice? Esaminiamo. Esaminiamo, grazie. Amen. Che ci esaminiamo sinceramente davanti a Dio. Amen. Che cos'è per me la Chiesa di Castelfranco? Alleluia. Amen. La Amen. Chiesa del Signore. Amen. Che cosa è? Amen. Amen. Alleluia. Leggerò diversi versetti, accomodatevi pure, fratelli. Grazie Signore. In Ebrei capitolo 10, versetto 24 e 25 dice: facciamo attenzione gli uni agli altri per stimolarci, incoraggiarci, spingerci, cioè, per stimolarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza. Amen. È scritto nella Bibbia. Amen. E quello che è scritto nella Bibbia e che noi leggiamo è Dio che parla. Crediamo questo, vero? Amen. Alleluia. Non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Amen. Viviamo in un mondo senza anima. Viviamo in un mondo in cui vige soltanto l'io. Perché nel mondo ormai è stata tolta una D davanti a io che faceva Dio, si è tolta quella D e è rimasto l'io. E questo lo si vede anche nelle famiglie. È vero o non è vero? Amen. E purtroppo negli ultimi tempi lo si vede anche nella Chiesa Amen. del Signore. Amen. Fratelli e sorelle, qui non c'è nessun Dio, c'è Dio e noi. Amen. Amen, crediamo Amen. questo. Gloria. Vogliamo viverlo, caro. Alleluia. Vogliamo viverlo. La parola di Dio dice che noi, l'Apostolo Paolo dice che noi siamo una lettera aperta. Testimoniare con la voce e dobbiamo farlo. Ma ricordiamoci di una cosa, che le parole che noi diciamo, le persone che ci ascoltano le dimenticheranno. Ma se leggono la nostra vita, cosa stanno leggendo nella mia vita e nella tua vita e nella nostra vita? E fratelli, non solo parole, ma fatti, una vita trasformata e santificata. In Giovanni 13, da 34 a 35 dice: io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi amo. Amen. Grazie Signore. Come io vi amo. Anche voi amatevi gli uni gli altri, e da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni verso gli altri. L'amore non si può nascondere. Gloria a Dio. È vero o non è vero questo? Amen.
Non possiamo nascondere l'amore che abbiamo verso i nostri figli. Non possiamo nascondere l'amore che abbiamo, l'amore o meno verso la nostra moglie o i nostri mariti. Non possiamo nasconderlo. L'amore non si può nascondere. Amen. O c'è l'amore o c'è qualcos'altro che non è amore. La Chiesa del Signore non è un museo dove chiunque vi entra è di passaggio per visitarne ed ammirarne il contenuto di opere d'arte, reperti archeologici o altro, con il divieto assoluto di avvicinarsi troppo a toccarle. Avete capito che c'è di te? L'individualismo e l'isolamento sono pericolosi, contrari all'insegnamento biblico. Amen. In Ecclesiasti capitolo 4, 9 e 12 dice: due valgono più di uno Grazie. solo. Amen. Grazie. Alleluia! La preghiera di Gesù fu: Padre, che siano uno come noi siamo uno. Amen. E siamo uno in Lui. Due valgono più di uno solo, perché sono ben ricompensati della loro fatica. Infatti, se l'uno cade, l'altro rialza il suo compagno. Ma guai a chi è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi. Così pure, se due dormono assieme, si riscaldano, ma chi è solo, come sarà, farà riscaldarsi. Se uno tenta di sopraffare chi è solo, due gli terranno testa. Amen. Non soltanto dobbiamo pregare a casa nostra privatamente, ma dobbiamo pregare come fossimo uno. Gloria a Dio. Anche se io a casa mia e voi a casa vostra, fratelli e sorelle, preghiamo il Signore. Unica voce deve arrivare in cielo davanti a Dio. Grazie, Signore. La preghiera della sua Chiesa. Grazie, E c'è potenza nella preghiera della Chiesa del Signore. Quando i figli di Dio gridano a Lui. Amen. Grazie, Signore. Una corda per capo non si rompe così questa. Amen. La Chiesa del Nuovo Testamento, pur non esente da problemi, era formata da credenti ripieni di Spirito Santo. Studiavano e meditavano la parola di Dio, conducevano una vita di preghiera individuale e comunitaria. Amen. Non accadeva che in una chiesa di 200 persone soltanto una ventina si riunivano a pregare. Non accadeva quello. Perché ogni giorno Alleluia. il Signore aggiungeva alla sua chiesa Amen. tutti coloro che erano sul cammino della Amen. salvezza. A volte magari ci lamentiamo che siamo pochi, magari che la chiesa non cresce, ma io cosa sto facendo affinché la chiesa cresca? Amen. Ognuno di noi cosa sta facendo perché la Chiesa del Signore aumenti di numero e di qualità? Amen. Grazie, Signore. Studiavano e meditavano la parola di Dio, conducevano una vita di preghiera individuale e comunitaria, una vita familiare e coerente con l'insegnamento della parola di Dio e una testimonianza efficace per attirare anime a Cristo. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria a Dio. Io amo la mia comunità perché qui posso crescere. Amen. Potete dire a me? Amen. Io amo la mia Chiesa perché così posso crescere, altrimenti rimango un bambino. Se vogliamo crescere nel Signore, dobbiamo vivere nella Chiesa. Grazie, Signore. E dobbiamo vivere per la Chiesa, Amen. per l'avanzamento del regno di Dio nella Chiesa. Amen. Una piccola comunità, se c'è un impegno, una visione, diventerà un popolo. Alleluia. Amen. Alleluia. Quando abbiamo iniziato nel Veneto, c'eravamo in 20 a Padova, 20 credenti, compresi i bambini. A Vicenza eravamo in 7. Adesso c'è un popolo. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Amen? C'è un popolo. Perché era un popolo che pregava.
Alleluia. Amen. Grazie. Non faceva grandi cose, ma sempre, quando si trattava di andare in chiesa, alla preghiera o ai culti, c'eravamo tutti. Amen. Amen. Grazie, Amen. Signore. Io amo la mia comunità, perché qui possiamo crescere. Dobbiamo amarla, la grazia del Signore. Ed è qui che cresciamo, quando siamo insieme. Che cresciamo. Amen. Alleluia, che ci amiamo gli uni gli altri. La crescita e lo sviluppo della Chiesa locale dipendono dalla crescita di ogni membro. Amen. Amen. Abbiamo bisogno tutti di crescere. Grazie, Signore. Sì, è buono che preghiamo gli uni per gli altri, ma dobbiamo pregare il Signore anche per la nostra crescita spirituale, Amen. Amen. Grazie, Signore. affinché noi che cresciamo possiamo aiutare a crescere. Amen. Grazie, Signore. Amen. Siamo una famiglia. E ogni genitore e i genitori che mettono al mondo un figlio lo aiutano a crescere. Alleluia. È vero o non è vero? Noi abbiamo il papà che è nel cielo, Gesù che ci aiuta a crescere. Grazie, Dio. Ma abbiamo anche un pastore che il Signore ci ha dato per aiutarci a crescere. Amen. Rileggo. La crescita e lo sviluppo della Chiesa locale dipendono dalla crescita di ogni membro. Nel corpo umano tutte le membra crescono insieme e armonicamente. Amen. Grazie, Signore. Efesini 4,16. Da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso in che cosa? Nell'amore. Amen. Dobbiamo amare, Signore. Gloria al tuo nome. Gesù ci ama, Gesù ti ama, fratello e sorelle. E Lui ci ama malgrado i nostri difetti e le nostre Amen. Grazie, imperfezioni. Signore. Grazie. Amen. Dobbiamo pregare al Signore per incoraggiare a cercare il Signore. Amen. Perché siamo sempre pronti a criticare, ma non siamo mai pronti ad aiutare, Signore. a capire e star vicino a chi sta attraversando delle difficoltà caratteriali o familiari. Preghiamo il Signore per questo, gli uni per gli altri. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. L'unità del corpo non significa uniformità, non siamo tutti uguali, grazie a Dio, ma unità nella diversità. A ciascuno di noi Dio ha dato dei doni e dei talenti diversi. Amen. Amen. Non possiamo nutrirci sempre di pasta asciutta. Abbiamo bisogno di altri cibi Amen. per crescere come bisogna crescere. Grazie, È Signore. vero o non è vero? Amen. Non basta la pancia piena di un solo alimento, ma c'è bisogno di diversi alimenti. Grazie, Signore. Alleluia. Rileggo. L'unità del corpo non significa uniformità, ma unità nella diversità. A ciascuno di noi Dio ha dato dei doni e dei talenti diversi, doni e talenti che dobbiamo usare a servizio della Chiesa del Signore. Amen. Se il Signore ti ha dato dei doni, dei talenti, mettiti, sii disponibile, Amen. mettiti a disposizione Amen. del pastore, dei fratelli del consiglio di chiesa. Fratelli, vorrei fare qualche cosa per il Signore. Cosa posso fare? Amen. Per darvi una mano, per aiutarvi. Cosa posso fare? Fratelli, cosa posso fare? Fratelli, cosa posso fare? Alleluia. Alleluia. Se non chiediamo questo, ci siamo mai fatti questa domanda personalmente? Cosa posso fare, Signore? Amen? Dio non vuole che rimaniamo bambini, ma desidera che cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, Gesù Cristo. Amen. Grazie, Signore. Per crescere dobbiamo nutrirci della parola di Dio, Amen. che è il nostro cibo quotidiano. Amen. E questo avviene a livello personale
e a livello comunitario. Non basta leggere e meditare la Bibbia, cosa che dobbiamo fare a casa. Certo che dobbiamo farla, ma è altrettanto certo, anzi certissimo, che dobbiamo farlo nella Chiesa del Signore. Grazie Signore, grazie. Prima Pietro 2, 2, 3. Come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Grazie Signore. Abbiamo gustato che il Signore è buono e allora cerchiamo di darci una mossa. A me, fratello, dico questo perché vi voglio veramente dal cuore, di cuore, vi voglio bene, ho Grazie, sentito Signore. vostra mancanza, perché se ci amiamo vogliamo vedere la crescita Amen. della Chiesa e la crescita di ogni fratello e sorella, la crescita di ogni giovane nella Chiesa del Signore. Grazie, Signore. E come vediamo quando i nostri figli crescono, noi siamo contenti. Così quando vediamo crescere nella Chiesa un fratello, una sorella, dei giovani, noi gioiamo. Gloria a Dio. Amen. Come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Quando avete gustato che il Gloria a Signore Dio. quanti siamo? Io chiudo gli occhi, non voglio vedere, ma lui vede. Alleluia. Grazie Signore. Amen. Grazie. Gloria al Signore, alleluia. Nella comunità locale troviamo il cibo adatto per una giusta crescita. Gloria a Dio. Efesini 4, 13 a 15. Fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. Che crescita meravigliosa e forte. Alleluia, rileggo questo. Fino a che tutti, non alcuni, tutti, perché dobbiamo aiutarci gli uni agli altri, dobbiamo spingerci gli uni agli altri a cibarci della parola di Dio e viverla nella Chiesa del Signore. Alleluia. Allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini, sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro delle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Voglio leggere di nuovo questi versetti, affinché tutti giungiamo all'unità della fede e alla piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini, sballottati qua e là. Noi dobbiamo essere fermi nella parola e fermi nella fede e nella fiducia in Cristo Gesù nostro Signore, che ha dato la sua vita per noi. Amen. Grazie. Alleluia, alleluia. Dobbiamo meditare e studiare sistematicamente la parola per farla nostra e viverla, non solo per una semplice conoscenza intellettuale. Dobbiamo vivere la parola, non soltanto essere dotti di tutto il latino e il greco e l'aramaico e tutto quanto. Lasciate che credano queste cose e può essere anche buono, però la cosa più importante è un'altra. Dice questo, dobbiamo meditare e studiare sistematicamente la parola per farla nostra. Grazie. E viverla, non solo per una semplice conoscenza intellettuale. Viviamo in tempi in cui abbiamo più dottori che evangelisti. Preghiamo, Signore. Amen. Perché proprio in questi tempi nella Chiesa del Signore stanno mancando nei ministeri evangelisti. Che il ministero evangelistico è quello che porta bianca a Cristo. Alleluia. Grazie. In Giosuè capitolo 1, versetto 8 dice questo libro della legge: non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, meditalo. Quanti di voi avete visto una mucca
ruminare. Ha bruciato l'erba, tutto quanto, e poi quando si è fermato rumina, assapora, digerisce e ne viene fortificata. Grazie, Signore. Amen. Non dobbiamo soltanto leggere, dobbiamo ruminarla. Gloria al tuo nome, Signore. Amen. Sentire il gusto della parola. Gloria a Dio. Sentire che la vita entra nel nostro cuore quando leggiamo la parola. Amen. Grazie, Signore. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora mi permetto di ripetere un'altra parolina subito. Abbi cura di mettere in pratica ciò che perché allora, in quel momento, allora riuscirai in tutte le tue imprese. Alleluia. Allora prospererai, non in denaro, ma in spirito, in maturità. Amen. Gloria. E oltre a che benedizione particolare che il Signore vuole Amen. darci. Grazie, Signore. Io amo la mia comunità, perciò mi impegno per essa. Alleluia. Sto finendo, sapete. Il servizio è la responsabilità di ogni vero credente. Servizio per il Signore. Alleluia. Non è un peso, ma è una gioia spendersi per il Signore. Io mi ricordo facevamo un incontro ogni mese con tutti i collaboratori, ogni mese, compresi anche quelli che facevano le pulizie in chiesa, perché servivano il Signore. Eravamo dai 60 ai 70 collaboratori, questo sia a Padova che a Vicenza e anche nelle nostre chiese. Amen. Va bene, viene fatto. D'accordo? Ogni mese facevamo uno studio, stavamo insieme, pregavamo, facevamo domande, parlavamo di come organizzarsi per tutto quanto. Ogni mese ci incontravamo. Gloria. Amen. Grazie, Signore. Colossesi 3, 23, 24 dice: qualunque cosa facciate, fatela di buon'animo, come per il Signore. Quando facciamo qualcosa nella Chiesa del Signore, non lo stiamo facendo per il pastore o per il consiglio di Chiesa, lo stiamo facendo per il Signore. Certamente che il pastore e il consiglio di Chiesa e tutta la Chiesa ne beneficia. Amen. È così o no? Sì. Ma prima di tutto lo facciamo per il Signore. Grazie. Perché tutto quello che facciamo per il Signore ne usufruisce anche la Chiesa del Signore. Amen. Grazie, Gesù. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore, e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità, e la nostra eredità è nel cielo. Grazie, Gesù. Io vado al Padre e preparerà per voi una bella stanza, ma non una stanza che si trova in una reggia. Quella reggia c'è il Re, Alleluia. e ognuno di noi avrà una stanza. Io non so una cosa so, che lì vedevo Gesù. Alleluia. Grazie, Signore. Lui vedremo Dio nella sua maestà. Gloria al Signore. Lo vediamo e incontreremo i santi del Signore. Alleluia. Sapete, lasciatemi immaginare per un minuto. Alleluia. Quando un'anima di un credente finisce questa vita e va dal Signore, quando entra nel cielo c'è un'ala di santi che ci hanno preceduti, che fanno ala mentre passiamo di noi, l'accoglienza, Gloria a Dio. l'accoglienza, la festa dell'accoglienza. Gloria al Signore, Amen. alleluia, Amen. amen, alleluia. Grazie, Signore. Servite Cristo il Signore. Il servizio per il Signore è un onore, non un onere per chi lo esercita. Giovanni 15,16: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate
e portate frutto e il vostro frutto rimanga. Amen. Cosa vuol dire questo? Che dobbiamo portare frutto per la crescita, per tutto il resto, per la Chiesa del Signore. Ma, ecco, ricostituite perché andiate e portate frutto e il vostro frutto rimanga. Non soltanto possiamo portare frutto, ma dobbiamo far sì che il frutto, i risultati devono rimanere. Non durare un mese, 2, fare 6 mesi di risveglio e poi basta. No, è una vita continua. È vero? Servire non significa fare quello che ci piace, anche se con zelo, ma fare quello che il Signore vuole che facciamo, ciò che a Lui piace. Il credente deve sapere che servire il Signore ha un prezzo. Ho finito, c'è un'altra riga da leggere. Il credente deve sapere che servire il Signore ha un prezzo. Alcuni accettano di buon grado gli onori, ma rifuggono gli oneri. Il Signore ha dato a ciascuno di noi dei talenti, almeno uno. No, c'è l'altra pagina. Sì, c'è l'altra pagina. Nessuno deve né può dire io non ho nulla da poter dare. Servire non significa fare quello che ci piace. Anche se con zelo, ma fare quello che il Signore vuole che noi facciamo e ciò che a Lui piace. Dobbiamo guardarci dalla pigrizia. Nel corpo umano, se un organo è malato e non funziona, tutto il corpo ne risente. Se un braccio non funziona, l'altro deve fare un lavoro doppio. Il Signore Gesù è il modello di colui che serve. Egli venne non per essere servito, ma per servire. Matteo 20, 28. Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, per dare la sua vita come prezzo di riscatto per il mondo. Filippesi 2, 5 e 8. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, Alleluia. umiliò se stesso. Grazie Signore. Amen. Il comportamento del credente deve essere umile e semplice. Amen. Umile e semplice. Amen. Cioè la nostra personalità deve essere alla portata di tutti e fonte di benedizione. Amen. Grazie. Alleluia. Umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Io amo la mia comunità perché posso godere e contribuire alla comunione fraterna. Alleluia. Grazie Signore. Atti 2, 42 e 47 e stavolta ho finito sul serio. Alleluia. Una volta non avevo bisogno di tutte queste cose, però ho dovuto scrivere e vi assicuro che viene tutto da. Alleluia. Grazie Signore. Io amo la mia comunità. Tu non puoi dire questo se non la ami veramente. Io non posso dire. Mi mancate tanto. Gloria a Gesù. Gloria a Amen. Amo la mia comunità perché posso godere e contribuire alla comunione fraterna. Atti 2, 42, 47. Ed erano, ascoltate, bene, perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento della nostra. Erano perseveranti nella comunione fraterna. Erano perseveranti nel rompere il pane insieme. Erano perseveranti nelle preghiere.
Ognuno era preso da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà addirittura l'ho messo io. Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno andavano assidui, Alleluia. Amen. non soltanto la domenica, Amen. grazie a Dio, piuttosto che niente. Non è che perché qualcuno non viene la domenica se ne valide, no, andrà in cielo. Però io non voglio andare, non vogliamo tutti, lo vogliamo andare in cielo con le mani nude, vuote. Amen. Vogliamo portare qualcosa. Amen. Amen. Alleluia. Andavano assidui ai concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case, le riunioni in famiglia, che bello. Grazie. Alleluia. E prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Alleluia. E come risultato il Signore aggiungeva Amen. ogni giorno. Amen. Ogni giorno c'era una novità, ogni giorno la Chiesa aumentava di numero e di qualità. Gloria a Dio. Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati, quelli che erano sulla via della salvezza. Amen. Gloria al Signore. Alleluia. Io penso che vogliamo veramente servire il Signore, Alleluia. Amen. dobbiamo fare una scelta. Ce l'avevo nel cuore e l'ho condiviso. Gloria al tuo nome, Signore. Amen. Amen. Chissà, forse sarà il mio testamento per la Chiesa di Castelfranco. Sì. Amen. Signore, continua a benedirti. Amen. Grazie. Vieni per te. Grazie, Signore. Vedi, se ti li metti a posto, tu li prendi. La mia acqua è qua, vero? Sì, ora adesso. Gloria al tuo nome, Signore. Piano, piano. Grazie, Signore. Gloria a Dio. Grazie per tutto. Amen. Qualche anno fa, forse 10 anni fa, fratello Enzo è venuto con i giovani, con i bambini di Vicenza a fare una recita a Bassano. Aspettiamo che si senta così, ascolta anche lui, poi dimmi se è vero o no. Fratello Enzo è venuto con i giovani, con i bambini di Vicenza a fare una recita a Bassano. Bellissima, bellissima. E poi di tutta la recita, che non mi ricordo, mi ricordo una frase. C'è scritto: il più bel regalo che tu puoi fare a tuo figlio è di amare la sua mamma. Amen. I miei figli me l'hanno scritto su una cosa, un quaderno di fredda. Io dico, il più bel regalo che tu puoi fare a Gesù è di amare la sua sposa. Amen. Amen. Non c'è niente che Gesù ama più di questo, Amen. apprezza più di questo, che tu ami la sua sposa. Amen. Come per dei genitori, la più bella cosa che possiamo vivere è che i figli vadano d'accordo, vivano insieme, stiano là. E allora ringraziamo Dio per questa parola stasera. Amen. Dobbiamo domandarci davvero, da 1 a 10 quanto amo il Signore. Ognuno dia la propria risposta. Però il Signore vorrebbe che tutti fossero 10, 10, 10, 10, 10. Se non è così, preghiamo che il Signore ci aiuti. La Chiesa ha 1000 difetti, ma ha un pregio fantastico, che è quello di avere a capo Gesù, che copre tutte le nostre maglie. Ci alziamo in piedi, vorremmo concludere.